Tragedia tra Marcone e Mogliano, SUV tampona un'auto che travolge un 69enne sulle strisce pedonali. Per Giuseppe Niero nulla da fare, è morto a pochi passi da casa. Giallo di San Giuliano, telecamere della zona al setaccio per capire se il 57enne trovato cadavere con un peso alla vita fosse solo in compagnia di qualcuno al momento del dramma. Domani e lunedì i cittadini saranno chiamati al voto, 4 i comuni del Veneziano che eleggeranno il nuovo sindaco. Dalle 14:30 di lunedì maratona elettorale su Antenna 3. Un esponente politico veneziano sarebbe protagonista di un video hard sulla piattaforma OnlyFans. La segnalazione è arrivata in forma anonima a consiglieri e giornalisti. La mobilitazione dei sindacati a Milano contro le politiche del lavoro decise dal governo in migliaia. Dal veneziano il segretario nazionale CGIL pronti anche allo sciopero generale. Il contributo d'accesso per visitare Venezia diventerà operativo nel 2024 per un periodo di prova di 15 o 20 giorni ritenuti particolarmente difficili sul fronte della gestione dei flussi turistici. Seconda giornata della 94esima adunata nazionale degli alpini, 500.000 di persone a Udine, le voci e i volti della festa, e domani dalle 7:30 in diretta la giornata clou della sfilata. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. L'ennesimo dramma sulle strade del Veneziano in apertura di questa edizione dei nostri telegiornali. Un incidente che è avvenuto questa mattina a Marcone. Un uomo di 69 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali in via Alta a Marcone, nella frazione di Colmello, quando è stato investito. Per Giuseppe Niero, 69enne del posto, residente poco distante dal punto dell'incidente, non c'è stato nulla da fare. Lo scontro è avvenuto verso l'ora di pranzo. Un'auto si era fermata per farlo attraversare, ma mentre era in sosta sarebbe stata colpita da un pick-up che sopraggiungeva da dietro a velocità sostenuta. L'impatto è stato violento e l'auto che era ferma è sbalzata in avanti, travolgendo il 69enne senza lasciargli scampo. La conducente della vettura che l'ha colpito è stata portata in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia locale per accertare la dinamica, supportati dai carabinieri. Via Alta è la lunga strada che collega Mogliano a Marcone e, pur essendo molto trafficata, ha dichiarato il sindaco Romanello, solitamente non è teatro di gravi incidenti. Saranno ora le indagini a verificare le eventuali responsabilità nella morte di Giuseppe Niero. Ieri il ritrovamento di un cadavere appunto a San Giuliano, ci sono degli aggiornamenti. È di un 57enne del posto il corpo recuperato ieri pomeriggio nelle acque di Punta San Giuliano a Mestre dai vigili del fuoco giunti sul posto insieme alla squadra mobile e alla scientifica, dopo l'allarme lanciato da un uomo che mentre puliva la sua barca aveva notato qualcosa galleggiare. Sulla vita il cadavere aveva un disco da palestra di circa 10 kg e segni evidenti di ferite alla testa, dettagli che al momento lasciano aperte varie ipotesi. La prima riflessione che abbiamo fatto tra di noi appunto è questa, che ci si lamenta che le barche non possono uscire perché l'acqua è troppo bassa, figuriamoci, quindi qui c'è un fondale che va dai 50 ai 70 centimetri, assolutamente insufficiente per provocare un suicidio in questi termini, quindi il dubbio è che la morte sia avvenuta prima del ritrovamento in acqua. Sembra che il corpo non fosse lì da molto tempo. Quando è stato recuperato era ben vestito, con un completo elegante, scarpe, uno zaino e la patente. Inizialmente si è pensato che quel disco di ghisa potesse averlo preso dalla palestra della Canottieri. Mi preme ribadire che il disco che è stato trovato non è compatibile con quelli della palestra in uso da noi alla Canottieri Mestre, che la palestra viene chiusa la sera verso le 9:30, così come tutta la società alle 10, che la Canottieri Mestre è un luogo assolutamente sicuro dove praticare lo sport, lo è da 50 anni a questa parte. Episodi come questi nulla hanno a che vedere con le nostre attività sportive. L'auto del 57enne è stata trovata parcheggiata nell'area di sosta della Canottieri. All'interno la polizia avrebbe trovato anche alcune confezioni di psicofarmaci. Anche questo è uno dei motivi per cui gli inquirenti propenderebbero per l'ipotesi del suicidio. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona che potrebbero essere fondamentali per la chiusura del caso.
Domani mattina alle 7 in punto si aprono le urne per 4 comuni del Veneziano, la sfida principale a San Donà di Piave. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura, mentre l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio. Ipotesi che potrebbe riguardare solo i comuni sopra i 15.000 abitanti nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse superare al primo turno il 50% più 1 dei voti. Dal pomeriggio presidenti di seggio e scrutatori sono al lavoro con l'allestimento dei seggi, ancora una volta ospitati negli istituti scolastici. Nel Veneziano sono 4 i comuni che eleggeranno il nuovo sindaco. San Donà e Martellago, con più di 15.000 abitanti, quindi gli unici che potrebbero andare al ballottaggio, Pianiga e San Stino di Livenza. Da lunedì i riflettori di Antenna 3 saranno accesi a partire dalle 14.30 con una puntata speciale di Ring condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino. Una lunga maratona con collegamenti e ospiti in studio, i vincitori e i vinti. Una maratona quindi da non perdere, ve lo ripeto, lunedì a partire dalle 14.30. E a proposito di politica, c'è un esponente politico veneziano che sarebbe protagonista di un video hard sulla piattaforma OnlyFans. La segnalazione è arrivata in forma anonima a consiglieri e giornalisti. Un'email da un account anonimo prima ai capigruppo del Consiglio Comunale di Venezia, poi estesa agli altri membri e ai giornalisti. L'oggetto? Le attività extra di un esponente locale della Lega con tanto di nome e cognome. Secondo il mittente, la persona in questione avrebbe preso parte ad alcuni video pornografici nella piattaforma OnlyFans insieme a una ragazza. Video che qualcuno avrebbe registrato e caricato su un altro sito di streaming pornografici, quindi visibili da molti altri utenti. OnlyFans infatti è una piattaforma privata a pagamento e la diffusione dei contenuti è vietata. In ogni video il politico in questione indossa sempre una maschera o un passamontagna. Impossibile dunque stabilire con certezza se si tratti di lui, anche se più di qualcuno ne avrebbe riconosciuto la voce. Interpellato, lui ha assicurato ad amici e colleghi di partito di non essere l'aitante protagonista di quei filmati a luci rosse e di valutare a questo punto se tutelarsi tramite vie legali. E mentre tra aule e palazzi si vocifera, ci si chiede anche chi sia l'autore di questa soffiata e chi abbia scandagliato e diffuso questi video. Chi è vicino al diretto interessato sosterrebbe che si tratti di qualcuno all'interno dello stesso partito. Sarà così? L'interrogativo resta aperto e veniamo alla cronaca sindacale. Oggi la grande manifestazione dei sindacati CGIL, CISL e UIL a Milano, tantissimi i veneti e i veneziani. Sono un'infermiera e sono qui oggi per manifestare anche per i miei colleghi che non ci sono, che sono in servizio. Siamo degli operai edili e siamo qui oggi a Milano Centrale anche per manifestare contro i subappalti a cascata. Erano inoltre 40.000 a Milano, tra cui 2.000 dal veneziano e almeno 7.000 dal Veneto, che hanno sfilato in corteo per chiedere un deciso cambio di passo nelle politiche occupazionali, fiscali e pensionistiche del Paese. Una manifestazione che ha l'obiettivo di chiedere al governo di aprire un confronto con il sindacato sui temi principali che riguardano lavoratori e pensionati. Con gli ultimi provvedimenti che appunto aumentano la precarietà e non danno risposte ai salari delle persone che rappresentiamo. 3 le parole d'ordine: solidarietà, sicurezza e sanità. Lotteremo fino alla fine per portare a casa questi risultati. Quella di Milano, con lavoratori e pensionati del nord Italia, segue una prima manifestazione organizzata a Bologna e ne precede una terza che si terrà a Napoli. Dai delegati sindacali di Venezia, preoccupazioni e priorità del territorio. Per avere contratti stabili e dare un futuro ai giovani. Se con questa manifestazione non arriveranno i risultati non ci fermeremo, perché continueremo a lottare. Delle scelte che riguardino un miglioramento della sanità nel nostro Paese, che riguardino una migliore solidarietà all'interno del nostro Paese, una riduzione del lavoro precario. Serve un grande patto nel quale politica, imprenditori e sindacato si facciano carico di tirar fuori dalle secche dove questo Paese rischia di trovarsi l'intera cittadinanza italiana.
Di protesta in protesta c'è anche quella degli studenti universitari contro il caro affitti. Dopo quella di San Basilio, oggi una nuova manifestazione anche al campus di Santa Marta. Dopo le tende piantate a San Basilio, la protesta degli studenti universitari veneziani arriva anche al campus di Santa Marta, promossa dal collettivo LISC Liberi Saperi Critici, che aveva già occupato la sede centrale di Ca' Foscari ad ottobre, ottenendo dal Senato accademico l'apertura di un tavolo di confronto sulla residenzialità studentesca in città. Questo tavolo si è aperto con un discorso sugli spazi, deve ancora aprirsi con un discorso sulla residenzialità, perché le soluzioni che l'università ora come ora mette in campo sono appunto residenze di lusso in cui la singola più economica costa 700 euro e quindi più dei prezzi di mercato. Chi accede alle borse di studio e appunto alla residenza come assegnatario di borsa di studio si ritrova a dover pagare lo stesso prezzo di mercato di un mercato privato. 700 euro al mese per una stanza, più 2000 euro di retta, più l'acquisto dei libri di testo, formano una cifra che oramai mette apertamente in discussione l'utilizzo del termine istruzione pubblica. Studiare all'università, visto il reddito medio delle famiglie, sembra tornare un privilegio per pochi. Gli affitti si sono alzati tantissimo gli affitti privati si sono alzati tantissimo nell'ultimo anno. E da un lato quindi abbiamo chi vuole costruire sempre più residenze, dall'altro chi invece punta a regolamentare solo le affittanze turistiche. E nessuna di queste due prospettive sembra in realtà partire veramente dagli studenti e dalle studentesse, ma da un lato parte appunto da un modello di città che non è voluto dagli studenti e dalle studentesse, dall'altro parte dai turisti, quindi l'unica economia che sta tenendo in piedi Venezia in questo momento. Una monoeconomia che tocca persino gli studentati. D'estate, volenti o nolenti, gli studenti devono lasciare libere le stanze, servono per i turisti. E rimaniamo a Venezia, dove a proposito c'è un nuovo slittamento del contributo d'accesso. Il contributo d'accesso per visitare Venezia diventerà operativo nel 2024 per un periodo di prova di 15 o 20 giorni ritenuti particolarmente difficili sul fronte della gestione dei flussi turistici. Le giornate critiche saranno stabilite anche attraverso la misurazione dei dati storici di quest'anno. Del provvedimento si parla da parecchio. La sua istituzione risale alla legge di bilancio comunale del 2019. Dopo alcuni rinvii, tra dicembre e gennaio di quest'anno era stata aperta una piattaforma pubblica sul sito del Comune dove si potevano presentare le proprie osservazioni al regolamento. Un dibattito che in città non si è mai fermato. Noi siamo assolutamente non d'accordo con il contributo d'accesso, perché Venezia è una città e non un parco giochi con il biglietto d'entrata. Come si dovrebbe fare allora per regolare i flussi? Per regolare i flussi bisognerebbe stabilire un numero massimo sostenibile di persone che Venezia ogni giorno può ricevere, e i giorni di bollino nero o bollino rosso, come lo vogliamo chiamare, la Venezia si chiude e non si fa più passare la gente, perché superato un certo limite c'è il pericolo che si verifichi un'altra Corea. Matteo Secchi è presidente di Venezia.com, un'associazione che si batte per la residenzialità in una città in cui ci sono centinaia di alberghi, resort e bed and breakfast. In 5 anni le locazioni turistiche sono raddoppiate e complessivamente i posti letto turistici, 49.000, sono quasi quanto i residenti. Venezia in questi giorni è piena di gente, non si può nemmeno camminare. E Venezia è una città con poco spazio e stiamo male tutti, perché stanno male anche loro, i turisti, perché ho sentito molti turisti dire che è invivibile la città. Ma ritorniamo a Venezia subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo a Venezia, dicevamo, per entrare nella Basilica di San Marco e fare il punto sull'andamento dei lavori. I preziosi marmi della Basilica di San Marco non sono in pericolo, non c'è stato nessun danno ai marmi della Basilica, tranquillizzano tutti il proto della Basilica di San Marco, architetto professor Mario Piana, e il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Il pezzo di marmo, staccato provvisoriamente dalle maestranze per mettere le barriere a protezione dell'acqua alta, è conservato a regola d'arte, dice Tesserin. Sappiamo che la Basilica di San Marco è dedicata, sta lavorando per arrivare ai 1000 anni di esistenza,
e quindi ci sono tante cose da fare e anche tante cose importanti, non rinviabili, che una volta non servivano, adesso che sono di assoluta necessità. Noi stiamo lavorando per guardare avanti in maniera positiva. Non è stato semplice arrivare al traguardo di realizzare le barriere in vetro e si studiano protezioni anche all'interno. È stata una fatica enorme quella di riuscire ad avere le paratoie, che stiamo studiando anche quelli dentro in maniera che sia una certezza in ordine a non avere questi danni, e che però la Basilica ha bisogno che tutto quello che è andato progressivamente un po' non all'altezza di quello che è San Marco. La lista di priorità da affrontare è lunga. San Marco ha bisogno di tanti lavori da fare, ma tanti. Per cui siamo coscienti di questi e guardiamo avanti con la speranza di avere degli amici che ci diano una mano e anche tanti che, essendo a Venezia, in maniera positiva come si sta verificando in quest'anno, possono essere un aiuto per noi per accelerare le cose che bisogna fare. Ma rimaniamo in Basilica, dove è stato ricordato uno dei patriarchi più amati, Marco Cè. 9 anni fa, il 12 maggio 2014, in Venezia, con grande commozione, diceva addio a uno dei suoi pastori più amati, il cardinale patriarca Marco Cè, patriarca di Venezia dal 1978 al 2002, che anche dopo aver passato il pastorale di guida della diocesi al cardinale Scola, è rimasto a vivere in città in Campo San Barnaba, continuando a rendersi utile lungo 36 anni di apostolato in città. Messa in suffragio in Basilica di San Marco, presieduta dall'attuale patriarca Monsignor Francesco Moraglia, presente anche il prefetto Michele Di Bari. Ricordiamo il suo motto episcopale. Il motto episcopale è un programma, è qualcosa che tocca l'anima di chi lo propone a sé e agli altri. Cristo è la mia speranza, Cristo è la stessa speranza. Lui la traduce nel termine più bello possibile, la pace. In Basilica sono ancora una volta risuonate nel ricordo le parole del patriarca Marco, l'umiltà, la bontà, la profondità di cuore, e la celebrazione si è conclusa con una processione e la benedizione finale in cripta, dove l'amato cardinale riposa in pace. Quando, in ossequio alle disposizioni canoniche, conclusi il mio ministero patriarcale in questa nostra Chiesa, presi la decisione di rimanere a Venezia. Dopo 23 anni di servizio, umile quanto volete, a questa comunità io non avevo altra famiglia che questa. Venezia era la mia Chiesa e la mia casa, il presbiterio, la mia famiglia. In terraferma adesso a Mestre per parlare, per raccontarvi di un francobollo. Quando dopo la pubblicazione nel 1632 del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Galileo fu costretto alla biura, erano passati un paio di secoli dalla prima stampa di un libro con la tecnica dei caratteri mobili inventata da Gutenberg, ma il contrasto tra chi vuole limitare e chi invece difende la libertà di stampa è sicuramente più vecchio dell'invenzione della stampa stessa e risale probabilmente a quando fu inventata la scrittura. A Mestre, per tutto maggio, il cammino dell'informazione e della libertà di stampa può essere percorso attraverso le immagini di francobolli italiani e stranieri esposti nell'ufficio postale Mestre Centro di Piazzale Donatori di Sangue. Tra posta e informazione, d'altronde, il connubio è sempre stato forte. Prima dell'avvento del telegrafo, i servizi postali sono stati assolutamente strategici per lo sviluppo dell'attività giornalistica, e con l'avvento del telegrafo, dei servizi telegrafici, ci fu una svolta ancora più strategica che ha dato il via allo sviluppo anche del giornalismo a livello nazionale e non solo. Questa sintesi è ben rappresentata da Matilde Serao, prima telegrafista, quindi scrittrice, giornalista e fondatrice di svariati quotidiani nella seconda metà dell'Ottocento. Negli uffici postali di Piazzale Donatori di Sangue, 36 pannelli affrontano il tema passando per le gazzette veneziane, i grandi giornali e i grandi giornalisti, fino alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale.
Il termine Gazzetta peraltro arriva proprio da Venezia. Nel 1536 la Serenissima pubblicava un foglio settimanale di 4-8 pagine sull'andamento della crisi con l'impero turco al prezzo di 2 soldi. La moneta da 2 soldi era detta Gazzetta. Ai francobolli si affianca al termine del percorso la grande mappa della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere, che mette l'Italia al 58° posto mondiale. Noi con questa mostra abbiamo voluto porre all'attenzione dei nostri clienti, cittadini che frequentano l'ufficio, degli spunti di riflessione, sperando che poi tra un bollettino e una raccomandata si portino a casa una riflessione in più da condividere in famiglia e che arricchisca il dialogo quotidiano e anche magari la condivisione di temi importanti. Il Venezia Football Club continua a crescere, grande vittoria per 3-2 contro il Perugia, 7° posto in classifica, piazzamento, va detto che fino a qualche settimana fa pareva impossibile. Questo è l'aggiornamento sul fronte dello sport. Ci siamo, è il grande giorno, domani la dunata degli Alpini a Udine, lo sfilamento che vi trasmetteremo in diretta a partire dalle 7:30 del mattino, qui come sempre su Antenna 3, la televisione degli Alpini, in città. A Udine stanno arrivando tantissime penne nere, migliaia quelle dalla provincia di Venezia, ma vi racconteremo tutto, già lo stiamo facendo con tanti collegamenti. Domani a partire dalle 7:30 una lunga maratona fino a sera per questo grande e attesissimo sfilamento, quindi appuntamento domani mattina presto come sempre qui su Antenna 3. Adesso le previsioni del tempo, vi ringrazio per l'attenzione, buona serata. Bentrovati al meteo. Ci attende un'altra giornata spiccatamente instabile sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 14 maggio. Sul Veneto al mattino sarà maggiormente asciutto con anche qualche schiarita. Col passare delle ore possibili precipitazioni sparse e intermittenti. In serata esaurimento dei fenomeni. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 13 gradi, massime tra i 14 e i 21 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Prevarrà un'evoluzione alquanto dinamica, inizialmente qualche parentesi asciutta, poi più nuvoloso con possibili piogge a tratti abbondanti. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo maggiori tratti soleggiati al mattino, al pomeriggio saranno probabili dei rovesci e temporali. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.